Ed ora nuovo appuntamento con la rubrica del PD con la dottoressa Francesca Zottis, che in questa puntata ci ha parlato di alcune problematiche riguardanti la viabilità sandonatese e alcune nuove iniziative sui terremotati, il servizio di Eleonora Biral. Appuntamento con Francesca Zottis, segretaria del PD Sandonatese. Dottoressa, parliamo di viabilità, in particolare di via Bortolazzi e di via Don Bosco. Che cosa è successo? No, allora lì è stata, cambiata la viabilità, nel senso che ci sono creati dei sensi unici. Il problema è doppio, nel senso che non si è considerato come era la conurbazione urbana di quei posti, quindi le parti commerciali che esistono tuttora, soprattutto per quanto riguarda l'area di via Don Bosco. La possibilità di continuare ad avere un doppio senso in via Bortolazzi per chi abita comunque in via Bortolazzi e anche nelle vie vicine, e soprattutto per quanto riguarda via Bortolazzi il fatto che si è ristretta talmente tanto la strada che gli autobus di linea non riescono neanche più a passare in modo agevole, quindi c'è una deviazione verso via Don Bosco dove anche lì si sono tolti i parcheggi. Okay, e c'è un maggiore pericolo per quanto riguarda sia gli abitanti, sia gli adolescenti, sia i bambini che per esempio frequentano l'oratorio Don Bosco. Quindi si sono creati questi sensi unici, però secondo noi in modo scorretto, non considerando, ripeto, le esigenze di chi vi abita, di chi frequenta quei luoghi e soprattutto l'effettiva utilità in quei posti di creare il senso unico. Come intendete intervenire? Ma in questo momento noi veramente avevamo fatto ancora nel momento della consegna del piano urbano del traffico delle proposte. Adesso da parte dei altri due consiglieri, non del Partito Democratico, ma il consigliere comunque Luca Marusso e il consigliere Alberto Zorzenoni, sono state presentate due interrogazioni in Consiglio Comunale, anzi due ordini del giorno, per i quali si richiede la riammissione del doppio senso, e so che sono partite anche in via Don Bosco delle raccolte di firme proprio per questa richiesta. Per quanto riguarda invece il piano sociosanitario, a che punto siete arrivati? Ma allora, il piano sociosanitario è in discussione adesso all'interno del Consiglio regionale e quello che ci piacerebbe sottolineare è che noi continuiamo a pensare, a volere che all'interno di questo territorio, parlo del Veneto orientale in questo caso, quindi non di San Donà, sia necessario mantenere, specializzare i vari poli ospedalieri pubblici, quindi Portogruaro, San Donà, e dedicare al polo ospedaliero di Jesolo la parte riabilitativa, in modo che ci siano delle eccellenze nei vari poli, in modo da riuscire anche a sprecare meno per quanto riguarda l'organizzazione, che ci sia l'accentramento di un'unica gestione, per cui si chiama ospedale unico a rete, e che quelle risorse che riusciamo a recuperare per quanto riguarda la sanità siano rimmesse però per quanto riguarda il sociale e la territorialità, perché troppo spesso parliamo di ospedali ma ci dimentichiamo tutti quei servizi sociali di territorio che sono indispensabili per la vita quotidiana dei nostri cittadini. Non credete che possa essere un rischio accentrare il potere sociosanitario in un'unica sede? No, ecco, grazie della domanda perché è così specifico. Non si tratta di accentrare il potere in un'unica sede in quanto rimangono i poli ospedalieri. È una questione di accessibilità di servizi. Purtroppo il Veneto orientale è fatto in modo molto, se vogliamo, disordinato, e comunque non è facilmente accessibile né per il sandonatese arrivare nel portogruarese né per il portogruarese arrivare nel sandonatese, ma per la viabilità esistente, e per quanto riguarda Jesolo è anche difficile per Jesolo accedere all'entroterra, per esempio durante il periodo soprattutto estivi. Siccome il turismo è una delle nostre qualità e uno degli elementi su cui noi puntiamo di più, crediamo che una specializzazione elevata e i servizi di base debbano essere mantenuti all'interno di quell'ospedale. Per quanto riguarda l'accentramento del potere, c'è un problema di accentramento del potere che noi non accettiamo, l'abbiamo anche detto più volte, che la questione per esempio dei primariati, dei dirigenti del personale venga gestita direttamente dalla giunta regionale. Questo è un accentramento di potere politico che invece non dovrebbe esserci. Benissimo, sappiamo che ci sarà un appuntamento molto importante giovedì prossimo. Se ne parla? Certo, allora giovedì prossimo all'antica trattoria da Nicola alle 19 avremo come ospiti il segretario di Crevalcore, che è un paese in provincia di Bologna tra i paesi terremotati, segretario PD, il sindaco
e anche il segretario dei giovani, e ci racconteranno un po' la loro esperienza. Stiamo raccogliendo dei fondi e anche dei prodotti igienici per poi consegnarli a questo circolo. Mentre alle 21 arriverà Concita Gregorio insieme a Laura Puppato, che è il capogruppo regionale del Partito Democratico Veneto, e con loro parleremo di dove va la politica, quindi una discussione molto aperta, in cui speriamo ci sia molta partecipazione, perché il confronto su questo tema adesso diventa sempre più importante, proprio per capire cosa fare in termini operativi, ma anche come porsi e quali siano le priorità che dobbiamo affrontare per riuscire a risolvere i bisogni di tutti. Ringraziamo la dottoressa Francesca Zottis e noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con la politica sandonatese.